Bella raga, ciao a tutti dal comandante veneziano, siamo alle ultime partite della Superlega Cuba Indiana, siamo allo stadio Maracanã della Stella Rossa di Belgrado, partita veramente dura questa, anche se la squadra dovrebbe essere nelle ultime posizioni teoricamente. Adesso non vorrei sparare cagate, vediamo. Noi siamo secondi, ma a 9 punti dall'Ajax purtroppo, in fuga. La Stella Rossa 12ª comunque, non malissimo. Questo è uno stadio caldo, ragazzi, stadio caldo. Scusate un attimo, però. Vai, raga. Andiamo, voglio almeno arrivare al secondo, sinceramente, lo merito. Primo posto ormai è andato, l'Ajax doveva perderle praticamente tutte e io vincerle tutte. Sinceramente. La vedo un po' duretta, Ricky. Smoking bianco. No. Effetto Serra, Willy Wonka, Sedorf. Per cuore di drago, Paolo Nemallini. Ricky. Ricky vede Hernan, il gatto a 9 code, bravo Hernan. Sedorf. Sheva! Ah, non ci arriva l'ucraino. Gennaro Ivan. Abbiamo messo chiaramente 5 minuti così da velocizzare, tanto ormai, ripeto, la Superlega è andata come primo posto. Crespo! Non ci credo. Miracolo su Hernan Jorge Crespo. It's incredible. Dopo la Superlega penso riprenderemo con i mondiali europei storici. Prima però c'era un po' di pausa perché vorrei provare a portare FIFA. Vediamo se FIFA FC24. Vediamo se è fattibile. Grande squadra, la Stella Rossa, grande Paolo, però Ricky Memphis, vede Andri, palo scandaloso di Sheva, vabbè, però, rischiamo di perdere anche la cannonieri con questi errori, non ho parole. Ricky ha fatto un passaggio sublime, Pirlo, Trilli, miracolo ancora del portiere. Yap. Mamma mia, che palo scandaloso dell'ucraino. Clarence, Sidorf. Partita bloccata da Nelson, para Nelson, finisce prima, no, fuori gioco, scusate. Però è finito anche il primo tempo ormai, Paolo. Finisce la prima frazione, un palo di Sheva, condanna i rossoneri sullo 0-0. Stella Rossa per il momento non ha fatto Ugaz. Crespo. No. Attenzione Andri si invola. Andri! Stavolta non sbaglia. Vento di passioni. Andri Shevchenko. Classe ucraina qui a Belgrado. Scarta tutti. Insak. Vai. 1-0 Milan, che però serve a poco per la vittoria della Superlega. Abbiamo buttato via troppi punti all'inizio. Sheva. Stella Rossa comunque non è una squadra impossibile da battere. Hernan, mamma mia, il gatto a 9 code. Peccato. Finché non c'è la matematica continuiamo però a sperare. Cafu. Sheva. Hernan purtroppo la perde, ma la recupera e la riperde. Adesso dobbiamo vincere il capocannonieri con Andri, sinceramente. Invece deve anche
assist man con Ricky, ma si è mangiato il gol. Sheva, vai Ricky, Ricky si invola, la stella rossa non sembra essere in grado di impensierirci Ricky. Ricky, Sheva, non ci credo, gatto non recupera. Clarence, Sedorf. Nesta te per Gennaro Ivan. Dai Gennaro Ivan, Andri. Crespo. Shevchenko, ancora miracolo del portiere, giocando benissimo il portiere della Stella Rossa, però veramente Andri fa quel che vuole, ma ancora fuori. Quante ce ne mangiamo, ragazzi? Stella Rossa non pervenuta oggi. Ci danno queste vittorie adesso che forse non servono più a nulla. Attenzione, però stiamo zitti, che al primo tiro segnano questi. Pirlo, Gatto, Ricky Memphis si invola, vai Ricky Memphis. Ricky, peccato. Gatto, Riccardino, cacà. Sheva, Pirlo molto bene per Gennaro Ivan. Si invola Gennaro Ivan, la mette in mezzo Gennaro Ivan per cuore di drago. Peccato. 80esimo. Bravo Yap per Andri. Ma la Stella Rossa recupera a fatica Ricky. Crespo. Una mozzarella. Una mozzarellina che non fa male. Ahimè. Grande Clerenzio si invola per Hernan Jorge, per Andri, fuori, madonna, ma quante ce ne mangiamo? Troppi errori, raga, troppi errori. Però vinciamo 1-0. Raga, siamo contro il Milan degli immortali dell'88-89. Vai. 34esimo turno. Attenzione, l'Ajax perde -6, non ci credo. Abbiamo ancora una tenue speranza. Poi piccola speranza, è proprio piccolissima. È entrato di costa nel Thomasson per Gattuso e Crespo veramente stanchi. Però questo Milan è forte purtroppo. Ricky non ci arriva. Evani. Dona per Doni. Bisillabo fuori, bisillabo di felicità. Yap. Per Clarence, effetto serra. Per Ricky, effetto serra. Per Ion, effetto serra. Attenzione, se ne va Thomasson. Andri. Non ci credo ancora. Palo di Andri. Gol. Sheva la mette subito. 1-0. Siamo come col Valencia a fine stagione. Sembriamo una squadra di fenomeni, nel senso lo era la squadra, ma anche noi sembriamo dei fenomeni. Attenzione Yondal, non c'è neanche questo Milan. Qua possiamo fare anche il cappotto, dai, cappottone. Thomasson. Pirlone per Riccardino e Riccardo Isaacson dos Santos Leite. Riccardino vede Fuffolo Sheva, non ci credo. Francuzzo Baresi, ma recupera Andri. Vento di passioni per Riccardino, che ha fatto un gol a Torino devastante. Io sarò Paolo Maldini, il mondo sarà Paolo Maldini, tutti noi saremo Paolo Maldini. Scusate, dopo questa possiamo anche ritirarci. Attenzione Marcolino, Van Basten da solo. Van Basten. Grazie. Ci ha salvato il culo Marcolino. Uragano Franklin per Costa Curta. Ancora Yap. Sheva. Rud. Fallo bruttino su Gullit che viene anche infortunato. Ammonito Marcos Evangelista Scafù. 32 denti. Attenzione ai Vani. Fuori. Godo. Nesta te. Sbaglia. Ancora Evani per Uragano Franklin. Riccardino sbaglia. Gullit forse non rientra Gullit. Sheva
Shevchenko la mette in mezzo per Yondal, non ci arriva Yondal, recupera Galli. Marcos Evangelista e il muso a Getty Rui Costa. Trilli campanellino, bravo Trilli. Ricky per... Ah, Ricky sbaglia tutto, Riccardino mio. Pirlo recupera Francuzzo per Evani. Attenzione Evani, Gullit, ancora Evani. Non è più dura rispetto alla partita con la Stella Rossa, però la squadra la sento bene. Lui, attenzione Costa, Evani, vede Gullit, recupera Marcos. Attenzione Costa curta, se ne va. Oh, Maldini, mamma mia. Recupera San Marco, Van Basten, Tassotti. Siamo un po' in sofferenza adesso. Costa curta, gol incredibile. No, Evani incredibile, 1-1. Dormita generale ed Evani di testa fulmina i rossoneri. Tanto esce Gullit che sta male. Thomasson prova il tiro impossibile. Ciao. Siamo troppo discontinui purtroppo. Questo è quello che non ci sta dando la possibilità di vincere lo scudo in questo derby tutto milanista. La Superlega la stiamo anche riacciuffando più volte, ma anche perché l'Ajax non può proprio vincere sempre. Ma il Milan sembra più forte. Cioè questo Milan sembra comunque una squadra che lotta. Non come la Stella Rossa. Attenzione però Thomas, attenzione Sheva, attenzione Sheva infermabile, l'Ucraino infermabile, Thomas Cal! È un autogol, ma il Milan torna in vantaggio. Mamma mia, cosa ha fatto? Wind of Passion, in un inglese perfetto, Wind of Passion, vento di passioni. Mamma mia. Teniamola, però teniamola. Per piacere. Non facciamo i buzzurri. E teniamola. No! Van Basten in cura. Yap. Per Riccardino. Per Nesta. Cesar Manuel. Cesar Rui. Cesar Andri se ne va. Cosa fa Andri su assist di Kaká? Ma zio Kent però. Zio Clark Kent, sbagliamo anche questa. Secondo tempo siamo tornati. Vai Riccardino Fuffolo. Vai Fufolo per Andri, questo deve segnarla. E ancora Galli. Niente, non c'è verso di far vincere gli assist a Riccardino Kaká. Pirlo. Trilli la mette in mezzo. Riccardino non riesce a prendere di testa. Attenzione però che la partita non è finita e non l'abbiamo chiusa. Attenzione s'il vous plaît. Merci. Scusate, dopo questa posso anche ritirarmi. No, attenzione Massaro. Van Basten ci punisce. No. Ci sta andando anche bene. Nesta te. Kaká ci ha fatto 2 assist geniali. Sheva non li ha sfruttati. Yap per Rui. Rui bellissimo per Andri per Thomasson. Riccardino ancora per Sheva. Sheva ha fatto il gol, sta facendo grandi cose, ma oggi non è nella sua miglior performance. Nesta, aia su, Marcolino. Attenti, non adesso. E Sheva la recupera, no. Paolo continua. Buttala via. Grande Rui, buttala via, zio canaglia. Fischia, andiamo a casa Beppe per cortesia. Yap, gol incredibile.
Incredibile, all'ultimo secondo il Milan 88-89 pareggia. Lo script esiste. Thomasson. Cosa fa Thomasson? La regala, se li ha scartati tu. Ma vaffa. Pareggio che ci toglie via ogni chance adesso. Questa è un'ammazzata tremenda, sto gol di Massaro è un'ammazzata devastante. Incredibile pareggio alla fine, incredibile, seguiamo la classifica. Ai. Pazzesco, bello. Pazzesco contro l'Inter 97-98. Quanti punti buttati via. E attenzione da perso, supera anche il Barcellona, potevamo andare a -3, incredibile. Sul Barcellona 91-98 davanti al nonno, vabbè. Non ci credo, 2 sconfitte di fila dell'Ajax, con la vittoria andavamo a -3 e tutto era possibile. Crespo, questa è una canzone che è molto buona. Crespo, mamma mia che rabbia. Rui, Crespo per Serginho, che beffa atrocissima. Serginho, cacca di testa, parata di Pagliuca. Non lo meritiamo però la Superlega, perché veramente abbiamo buttato via occasioni su occasioni. L'Ajax sembra stanco, 2 sconfitte di fila non le ha mai fatte e le fa adesso, ma non ne approfittiamo. Attenzione al Barcellona 91-98, grande squadra. Sergio Claudio, Hernan, Crespo 1-0. L'Inter è veramente una squadra in difficoltà in questa Superlega, quindi dovremo portarla a casa tranquillamente. Certo che il gol di Massaro pesa come un macigno. E tanti gol abbiamo preso al 90esimo, purtroppo. Almeno nei giochi vinciamo i derby, grazie, visto che vengo, per carità, siamo primi in classifica con la sosta, però perdere 4 derby così, 5 derby, anzi con 5-1, non mi ricordo neanche più quanti abbiamo persi ormai. Crespo, sì, quello è Supercoppa. Campionato 2, 3, 4 Champions, 5 quello di siamo stati anche noi dal 2002 al 2005, l'Inter non ha vinto un derby, però è dura in un anno sta roba qua. Certo, se dopo mi dicono perdi ai prossimi 10 derby ma vinci lo scudetto della Stella, va benissimo. Prima dell'Inter va benissimo, quello è chiaro. Però sarà dura, vabbè, pensiamo alla Superlega, una minima chance c'è ancora perché l'Ajax è in grossa difficoltà, ma saremo davanti anche il Barcellona però. Rui. Grande Ricky, no, Winter ce la fa. Berti, Nicolino Berti. Grande Pippo Pancaro. Crespo. Attenzione Pirlo se ne va, l'Inter non c'è, ma Pirlo è un pipone. Crespo, il gatto a 9 code, Andri, niente, Rui Costa sbaglia. Riccardino Fuffolo per Rui Costa, Cesar Manuel la sbaglia. Attenzione, ancora Fuffolo, ma non ce la fa Fuffolotto, il nostro Fuffolotto. Serginho. Ah, peccato. Dobbiamo chiuderla però, per piacere. Non ho voglia di perderne un'altra. Grazie. Ma Massaro, che cazzo doveva fare quel gol Massaro contro il Milan? Sheva tira un tiro inaccettabile per un giocatore della sua classe. Attenzione Winter. Para Nelson. Cafu. Rui Costa, Kakà. Sheva se ne va. Riccardino. Crespo ha provato un tiro impossibile. Io sarò un rossonero per il Milan. Vincerò.
finché l'arbitro non fischia calcio d'inizio. Scusate ragazzi, sono un po'... sono pessimista ragazzi. Inter, seconda stella già in bacheca, già sul petto. Sarà così. Shevchenko, vai Sheva. Vai Sheva, vai Sheva. Andri, evento di personalità, ti prego Sheva mia, ti prego Sheva mia, ti prego Sheva mia. Ma perché non la a volte i controlli sono un po' discutibili. E abbiamo Kakà molto stanco. Entra Vikash Doraso. E anche Sheva deve riposarsi un attimo. Se no, so cazzi. Vai. Settantesimo. Per piacere no, il gol al 90esimo, grazie. Andri, passaggio a dir poco grottesco. Fatto niente, l'Inter faranno il gol alla fine, vedrai. Canu. Attenzione a Canu. Fuori. Entra Samorano per Rivas. Cafu. Vai Cafu in vola, Cafu si invola. Vikash Doraso per Yondal. Yondal, lo scorpione bianco. Cosa fa lo scorpione bianco? Mamma mia. Peccato. Sergio. Crespo. Il gatto a 9 code. Doraso non ci arriva. Ma la recupera no. Serginio scivola, attenzione. Brutto questo. Non ci credo, buttalo giù. Fallo su Ronaldo che si è visto poco il fenomeno. Ammonito Trilli. Ronaldo di testa, attenzione. Buttala via. Rui la spazza. E l'Inter è tutta in avanti. Attenzione, il gatto a 9 code. Hernan, Jorge, Crespo. 2-0. Chiudiamo il derby. Doppietta di Crespo. Grande Hernan, grande Hernanino. Grande vittoria nel derby. Bravo Andrea. Finisce qui. Raga, contro Lazio mancano 3 partite. Manca Lazio, Liverpool e Juve. Quindi le finiamo oggi. Sempre San Stefano e San Siro, cazzo. It's incredible. Ah no, gioco per Maracanã, cazzo dico. La seconda però San Siro perché ha fatto il derby. Contro Lazio 99-2000, 36esimo turno. Superiamo Barcellona ma l'Ajax torna a vincere. Raga, mettiamocela via che dovevamo vincere quella là. Non l'abbiamo vinta. Quel pareggio sta pesando tanto. -4 a 3 giornate dal termine. Può perderlo solo l'Ajax. Noi siamo in formissima comunque. Attenzione Andri. Mamma mia. Seedorf. Vediamo se riusciamo almeno a vincere tutte e 3 per, come si dice, blindare la second position. Attenzione Seedorf. Para marcheggiare. Fuori gioco però dell'asso ucraino. Ed è fuori gioco dell'asso ucraino. Vai Andrea. Sheva. Madonna che azione. Se viene il gol è stupenda. Ed è gol subito. Andriy Shevchenko. 1-0. Marcheggiani. Incredulo. Azione strepitosa dei rossoneri di Milano che sono in una condizione incredibile. Ma non basta. Yap. Proprio giochiamo a memoria adesso Crespo. Questa è una cagata. Couto. Pavel Nedved. Come diceva il buon Caressa. Crespo. Kakà per Andri. Quando la passa Kakà, Sheva si rincoglionisce. La cosa. Ormai. L'è official. Seedorf. Attenzione Clarence entra in area. Clarence. Mamma mia. Un cioccolatino di cacca. Noi odiamo chiunque. Cazzo Veron. Attenzione Veron. Veron se ne va. Boxic. Grazie Alan. Mamma mia. Sergio.
con Seisao. Fuori per fortuna, Fabrizio Ravanelli la sbaglia. Sceva per Ricky. E Ricky la sbaglia, ormai. Sarà probabilmente Lombardo a vincere gli assist, visto che era primo da 30 anni. Però voglio la capocannonieri con Andrì. La pretendo. Grande Sceva. Ruba palla Andrì. La tira da fuori area. Missile di Sceva. 2-0. La Lazio è una delle sue, diciamo, vittime preferite insieme all'Internacional de Milan. Grande Andrì. 2-0 senza colpo ferire. Gatto per Ricky. Ricky, vedi Andrì, vediamo se segna anche questo da assist. Tripletta di Sceva. E sono tre. Ma aspetta, vediamo se riusciamo a inquadrarli entrambi. Questa potrebbe essere buona. Ok. Mamma, adesso mettiamo anche Kakà attaccante. Cerchiamo di puntare i premi individuali, visto che, ripeto, sarà dura cazzo la Lazio, è veramente asfaltata. Queste mod vanno molto anche a forma, secondo me. Le partite che proprio non riesci a portare a casa, altre invece che sei in forma e domini. Pippo Panca, attenzione Boxic. Nesta, buttala via bene però, Pirlo. Hernan Jorge. Mamma mia, Milan sublime, ancora Kakà per Andrì. Gattuso in curva. Finisce un primo tempo monumentale. Proviamo così per dare più chance al brasiliano. Kakà Bercarazze per vabbè. Cambio un po' di merda, ma va bene, viene veloce. E al posto di Pirlo, Ambropini. Sono più tranquillo con Ambropini. Adesso andiamo a fare gli 1-2, Sceva Kakà. Puntiamo a questo, beh. La Lazio sembra non esserci Andrì per Ricky. Ah, peccato. Attenzione lui, cosa recupera Cesar Manuel. Qua Ricky, adesso veramente, visto che siamo comunque in un gran vantaggio, fuori gioco di penna bianca. Silver Fox, Ravanelli, Ambro, Seedorf, Ricky. Ancora per Seedorf. Rui Costa, Ricky. Niente. Ancora Ricky, niente. Il mitologico Memphis. Ambro. Rui. Seedorf. Rui. Grandissimo per Sceva, ti prego Andrì. E stavolta Marcheggiani recupera. Lazio comunque non pervenuta. Clarence. Grande Paolo. Grande Seedorf. Ancora Gattuso. Milan veramente devastante oggi. Ricky se ne va. Vabbè, facciamo segnare Ricky, se lo merita. Gol di Kakà. Mamma mia ragazzi, ma la Lazio dove cazzo sta? Ricky 4-0 Milan. Svegliarsi prima magari, no? Ma peccato. Certo, la Lazio veramente non sta opponendo resistenza. Tutto troppo semplice. Attenzione Veron. Qua va via Veron. Juan Sebastian fuori. Entra Mancini per Couto, ma ormai sembra troppo tardi. Seedorf. Ricky, mamma Ricky, vai Ricky.
Vai Ricky, Sheva, dove cazzo sei? Ma non ci credo. Una delle migliori partite della stagione. Attenzione il mancio. Bravi ragazzi. Voglio il clean sheet, lo pretendo. Fallo, boh. Bravo Calazza. Andri si invola per cacà. E lì, madonna, ma ragazzi, ma sta Lazio. Ma dov'è la Lazio? Ma dov'è la Lazio? Ma dov'è la Lazio? Mamma mia. Ricky e Sheva non arriva, incredibile. Non segue mai la partita. Lazio inesistente oggi. Contro il Liverpool per la penultima. Contro il Liverpool delle 5 coppe. Non è il Liverpool di Istanbul questo, Penultimo turno. Sì, beh, in realtà sì, perché prende anche il 2005, quindi sì. Beh, ce la fa. Ho paura che l'Ajax la porta a casa. Sì, sì. Gli basta un punto, è fatta. In realtà no, ma chissà. La vittoria comunque è sicuramente il campione. Attenzione, subito inizio non facile oggi, adesso è tutta un'altra musica sembra. Vai Rui. Rui vede Ricky. Vai Memphis. Grande Memphis. Sheva, niente. Bloccato l'ucraino. Gattusino. Sheva. Niente. Liverpool sembra tosto. Teoricamente quando giocano bene vede che forse l'Ajax ha perso. Di solito è sempre così. Il Moro. Grande Yap. Marcos Evangelista. Madonna, Kiwell recupera. Grande Andrei. Pirlo vede lui. Lui vede Ricky. Ricky, incredibile. Parata di Dudek, credo. Pirlo. Sheva. Gattuso. Isaacson. Mamma mia, per poco c'era la cazzata liverpooliana. Dobbiamo vincere per forza, ovviamente, per avere l'ultima chance. Calcio d'angolo. Dai Andrea, mettila bene. Cacà. Niente. Oggi non ce ne va una giusta. Stam. Rui. Cesar. Per Andri. Andri va. Siamo già al 38esimo. Cosa ha fatto lui? E proprio Gattuso spreca tutto. Gennaro. Cafu. Attenzione Litmanen. Bravo Nelson. Para Nelson. Finisce il primo tempo avaro. Male. Vai Pirlo. Squadra sarà anche stanca. Vai Ricky. Vai Ricky. Ma perché la Sheva non me la segue mai bene? Ricky. Cuore di drago. Ai.
La squadra forse non ci crede più. Pirlo, Paolo, Seedorf, Rui. Attenzione Seedorf, entra in area Clarence, entra in area, sì, ciao. Niente. Bestia nera, Liverpool 2005. Non riusciamo a sfondare. Gattuso. Non è mai fallo, Dio, ladrun. Ah, oui, zio, zio. Vai Ricky. E adesso Ricky si invola per l'ennesima volta. Ricky si invola, ma non basta. Rischiamo di riperdere il secondo posto anche. Rui per Andri. Vabbè, va. Troppo dislivello tra una partita e l'altra, continuerò a dirlo all'infinito. Vai Seedorf, Sistam, scusate. Ricky per Andri. Sceva. La mette in mezzo, ma come cazzo la mette? Caca, è finito. Che quello conta. Purtroppo l'Ajax è campione della Superlega, incredibile. L'Ajax 92-96 è la più forte squadra della storia del calcio degli anni d'oro, incredibile. Forse un po' sorpresa, era una bellissima squadra, assolutamente, ma da addirittura battere tutte queste potenze. Crespo, dai, l'ultima chance, final chance. Crespo la mette in mezzo per nessuno. Può anche perdere, l'Ajax è campione. Ma che fallo, Ma per cortesia. Fallaccio su Serginho. Finisce qua, ragazzi. L'Ajax è campione della Superlega. Che disastro. Vediamo. Aveva perso l'Ajax. Incredibile. Andiamo a fare l'ultima partita. E basta, ragazzi. È andata male, purtroppo. Crolliamo alla fine. L'Ajax ne ha perse 3 su 4, ma noi con 2 pareggi siamo andati a fangul. Vai. È proprio la finale Milan-Juve, che se non è il Milan 2002-2003, cacca. Che beffa, Ricky. Potevamo giocarcela all'ultimo, peccato. Per fatalità, ogni volta che perde la CPU, il computer gioca benissimo, vabbè. Pazienza. Neanche se siamo ancora secondi, cazzo. Dopo mi sono girate le balotte. La squadra sento pesante, sono stanchi, ragazzi, che volevo giocare con i titolari per vincere i premi individuali, sono sincero, perché comunque era dura. Comunque dovevamo vincere questa e sperare
Una sconfitta dell'Ajax, un'altra sconfitta deve fare l'Ajax, non è così sicuro. E finisce comunque un'altra serie. Dopo riprenderemo con i mondiali europei, che sono forse più affascinanti per certi versi. Crespo. Grande Ricky che però non riesce a tenerla. Mamma mia, Davids fa quel che vuole. Butta la via Nesta, bravo. Effetto Serra Show per Andrea Show per Gattuso. Crespo, tiro impossibile. Che beffa, tirarsi la maglia buggata della Juve Champions. Crespo. Andrei. Niente, non riesco più a passare. Crespo, sì. Vai Hernan. Hernan per Andrei. Andrei. No, ma perché lo fa le pallonette e si ferma? Non ci credo. Do not parole. Gattusino. Crespo. Grandissimo Crespo. Non ci credo, Buffon. Niente, non ce ne va più bene una. Purtroppo rischiamo veramente anche la seconda piazza. Peccato. Seconda frazione. Vai. Cuore di drago. Siamo proprio scoppiati alla fine, no? Sheva contro Niedved. Ancora Niedved. Dopo la partita con la Lazio. Sheva. Crespo. Ma no! Bravo Ricky. Guarda i rimpalli, che sfiga, ragazzi, veramente. Non c'è di tutto per non farci arrivare neanche secondi. Vabbè. Dai Gatto. Gatto per Crespo. Crespo non la passa, i giocatori lenti nei controlli. Attenzione. Nelson c'è. Paolo. Crespo. Niente, vabbè, non riesco più a fare nulla. Non riesco più a fare nulla. Vai Crespo. Scema fuori gioco. Ok. Finisce in maniera mesta e brutta. Sta ancora fallo inesistente. Nedved, attenzione Pavel alla fine. Concludiamo la stagione con 2-0-0. Purtroppo. Attenzione Sheva, ti prego Andri, finalmente uno spazio. Grande gol di Sheva, grandissimo gol di Sheva che pulisce sempre la Juve, mamma mia. 1-0 per salvare l'onore e vincere l'ultima.
e si va a vincere. Chiudiamo, spero, secondi, vediamo. Al 90° pulisce sempre Anglia, pazzesco. Vediamo, allora. Mamma mia. La vincevo io, forse l'Ajax è proprio crollato, 73, 71, 70. Che sfiga, che rosicata, Sheva capocannoniera la grandissima. Assist alla fine vince Stankovic, Gixneder, Lombardo. Mi dite bene che Kaká proprio non pervenuto, a 5 in realtà 2 in meno, peccato. Shevchenko top scorer, Dejan Stankovic. Assist man, raga, ho sotto il comando veneziano, secondi, per niente. Ciao!